Buongiorno a tutti e bentrovati con un nuovo appuntamento della rubrica dedicata alle interviste. Siamo collegati oggi, questo pomeriggio, con Ivana Del Pizzo, il presidente Acconciatori Confartigianato Belluno, e con lei vogliamo affrontare il tema dell'emergenza sanitaria che sta diventando, ormai da tempo se ne sono accorti tutti, sta diventando un'emergenza di carattere economico anche in provincia di Belluno. I piccoli imprenditori, gli artigiani, tutti sono preoccupati e stanno lanciando un vero e proprio grido d'allarme vista la situazione di difficoltà in cui si trovano. Anche il comparto rappresentato da Ivana Del Pizzo, lei è in seria difficoltà, i costi della chiusura stanno diventando insostenibili e si lamentano anche pochi aiuti dal governo centrale e pochi aiuti a livello istituzionale. Ivana, lascio a lei la parola comunque per illustrarci un po' qual è il panorama in provincia di Belluno, anche per renderci conto che economicamente riveste una parte importante all'interno del nostro territorio. Sì, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito e mi fa piacere veramente perché credo che poter esprimere quello che è la situazione attuale e far capire anche alle persone a che livello a che livello siamo arrivati, insomma, di disastro totale, direi, a livello economico, come ha detto bene lei, il livello sanitario è quello più importante, dobbiamo tenere presente assolutamente la salute prima di tutto, però adesso diventa veramente urgente e preponderante proprio il discorso economico. Dopo le ultime novità, chiamiamole così, del decreto emanato domenica scorsa, Sì? che ci allontana ancora di più l'apertura delle nostre attività di acconciatura estetica, ma non solo, anche le palestre, ci sono anche altre attività, anche per esempio chi si occupa di restauro, Mhm. l'artigianato, quello artistico, insomma Certo. tutta una serie di attività che non sono state prese in considerazione, molte, e molte altre anche direi sottovalutate, perché farsi attendere un altro mese in stand-by in questo modo che non entrano soldi, perché alla fine è quello, è una cosa pazzesca perché io non credo che tutte le aziende siano in grado dopo di poter riaprire l'attività. In provincia di Belluno ci sono all'incirca 300 aziende di acconciatura Sì? e, sì, e qualcosa in meno di estetica. Sono quasi tutte piccole aziende, micro Sì? aziende, molto Sì? spesso con una persona sola che lavora o con un dipendente o due, e quindi anche diciamo che a livello gestionale diventa meno impegnativa la questione, molto più preoccupante dove ci sono le aziende più strutturate perché dovranno fare dei turni, dovranno eh, anche agire con delle spese superiori all'interno delle attività perché bisognerà spostare tutto l'arredamento, mettere le protezioni varie e quant'altro. Insomma, diventa anche a livello economico una spesa in più, Certo. oltre che non tirare il cassetto, come si suol dire, alla sera. Quello che ci ha fatto arrabbiare tanto è proprio questa cosa, il fatto di non avere certezze, di Sì? non avere qualcuno che ci dice, ok, apriamo il giorno di Ferragosto, non importa, però sappiamo che ci sono queste regole alle quali attenerci e per questi motivi. Allora uno se ne fa una ragione, si organizza in qualche modo e si cerca di andare avanti. Così invece, oltre ad allungare di un altro mese, che è pazzesco il tempo di chiusura, non ci dicono nemmeno che dispositivi dobbiamo usare, perché tra l'altro le nostre attività di acconciatura ed estetica, voglio dire, sono anni che usano attrezzi monouso, mascherine, le mascherine per esempio per le estetiste sono una cosa normale di tutti i Sì? giorni, Sì? i guanti li usiamo tutti, le mantelle usa e getta li usiamo tutti. Allora, diciamo, se c'è qualcosa in più da mettere in conto, da mettere al servizio della cliente per la sicurezza e tutto, lo facciamo perché nessuno di noi si tira indietro su questo. L'importante è sapere cosa fare e quando possiamo partire. Certo, Queste sono certo. proprio le due cose di base Basilari. assolutamente fondamentali, che non si riesce
a capire anche il discorso del 1° giugno, valutato in che modo? sì, 1° giugno è lunedì, questi 450 espertoni che abbiamo al governo non hanno capito che lunedì, forse parrucchiere e statiste sono quasi tutte chiuse, che il sì. 2 giugno è una festività e Sì, che voi non è... quando c'è stato il discorso del presidente Conte domenica sera, prima poi di firmare il decreto, la data in cui speravate era quella dell'11 maggio, poi è stato tutto, come ha detto bene, spostato al 1° giugno senza però specificare le modalità e quant'altro. Ma c'è anche la questione, l'ha sottolineato lei, dei costi, perché oltre al fatto di essere stati chiusi per mesi, quindi di non aver avuto entrate, e ci saranno poi i costi per adeguarsi alle normative di sicurezza. Voi siete, come diceva, siete in prima linea, siete disponibilissimi ad adeguarvi, a fare tutto quello che è necessario per evitare il contagio, però ci saranno i costi da sostenere, ci sono anche i costi del personale per chi ha un'azienda un po' più strutturata e ha quindi delle persone da pagare, ma a fronte di questo, che aiuti ci sono e che garanzie ci sono da parte dello Stato in termini proprio di aiuto economico? Allora, partiamo dai costi, giustamente, Sì, i costi ci sono e non sono solo quelli, come dicevo, di organizzarsi e di essere pronti per la partenza con tutti i dispositivi che saranno necessari, saranno dei costi per questi, però voglio dire, ci sta, ok, dobbiamo essere sicuri, ci sta. Ma nello stesso tempo, in questi 3 mesi di chiusura, abbiamo gli affitti, abbiamo le certo, bollette di luce, acqua, certo, riscaldamento, certo, che se va al minimo va comunque, ci sono i dipendenti che per fortuna con Confartigianato abbiamo l'ente l'EBAV che ci sostiene con la cassa integrazione, però questo non può durare in eterno e quindi anche là bisogna vedere fino a che punto. E quindi dicevo appunto i costi vanno avanti, molti di noi ci chiamiamo, diciamo così, tra di noi per consolarci forse un pochino e dire ho aperto la porta, ho trovato il pacchetto e le bollette e sotto sono tutti i soldi, tutte robe da pagare che non sono state spostate. Pochissima roba è stata spostata in realtà, se non la scadenza dell'IVA e poco altro, insomma. Diciamo sì, che dal governo noi ci aspettiamo veramente molto, ma molto di più, perché quello che è arrivato fino ad ora non basta, non è sufficiente, è una presa in giro, perché i 600 euro di bonus che sì, ancora non tutti hanno ricevuto, sì, attenzione, ecco, perché è stato complicato fare la domanda, mhm, non sono ancora arrivati a tutti, non tutti ne hanno diritto, non si sa per che cosa e su che basi, e comunque quei 600 euro là, che sono poco più, per carità, senza sputare addosso, che non è mai il caso a questione economica, ma sono ben poche briciole, qualcuno non paga neanche l'affitto, insomma, no? esatto, esatto. Ma ci sarebbe stato il discorso delle 20-25 mila euro dati con la garanzia totale del governo al 100%, anche questi non è vero che si prendono così facilmente. Intanto ci sono tutta una serie di passaggi da fare con la banca. Sì, Chiaramente la banca fa il suo lavoro, giusto o sbagliato che sia, io non le difendo di sicuro in nessun caso, però capisco che non è vero quello che si raccontano in televisione che dicono ci sono i 25.000 euro a disposizione e le banche ve le danno nel giro di 2 giorni. Per avere i soldi dalla banca in 2 giorni, questi soldi qua, devi essere perfettamente a posto. E io mhm, sfido chiunque in questo momento ad essere perfettamente a posto, perché anche per esempio l'affitto di marzo o l'affitto di aprile qualcuno non è riuscito a pagarlo, qualche certo. bollettino, considerati gli ultimi tempi che erano già difficili, sicuramente qualcuno li ha indietro, come si suol dire, e quindi è proprio, non è vero che si possono avere questi soldi, insomma. Diciamo che qui possiamo fare il paragone con i paesi dell'Europa, con alcuni paesi dell'Europa, per esempio la Germania, Sì. e, e Mi diceva prima dell'intervista che ieri avete avuto anche una riunione in Camera di Commercio in cui avete sì, affrontato proprio questa sì, tematica qui e avete potuto avere un confronto con altre realtà a livello europeo. Prego. esatto. La Germania, questo si sa da tempo, ormai ha dato una bella quantità di soldi a fondo perduto
alle aziende, sì, subito, appena hanno chiuso, hanno avuto nel loro conto corrente, per esempio un'azienda da 1 a 5 dipendenti, mi sembra di ricordare intorno ai 9.000 euro al mese, ho senza capito. fare discussione, tutto Sì. perduto. Ieri eravamo, come diceva, in Camera di Commercio un collegamento con la Presidente della Camera di Commercio di Marsiglia, che ci ha Sì, in raccontato un Francia. po' come sono, sì, Francia, e anche lì diceva che il governo ha messo a disposizione di 1.000 euro per ogni persona, Mm? almeno, e 5.000 euro a fondo perduto per le aziende ogni mese. Sì, Dal momento in cui sono chiuse, per ogni mese gli dà 5.000 euro. Non saranno tantissimi, a me sembrano buoni, buoni veramente, perché se questi arrivassero in Italia, come qualcuno ha ventilato, ma una battuta buttata là e mai più sentita, sarebbe veramente un tesoro davvero, perché si potrebbe pagare quello che è rimasto indietro, si potrebbero pagare i dipendenti, allora senza dover ricorrere più di tanto a chissà quali, a escogitare chissà quale manovra, insomma, e quindi è assolutamente fondamentale. Urge liquidità per le aziende, guai se non viene fatta in questo modo, perché è l'unico modo per poter superare la crisi, insomma, questo che certo, stiamo subendo. certo. E se non sbaglio è stato inviato anche un documento alla Regione del Veneto, un documento congiunto a livello regionale per far presente la questione. Allora, sì, come associazioni di categoria hanno portato un documento che hanno stilato assieme appunto al regionale, tutte le province del Veneto, e l'hanno portato ognuno al proprio prefetto della propria provincia, dove si fa appunto una considerazione in merito appunto a queste categorie che sono state, la cui apertura è stata spostata a giugno, dimostrando, dicendo insomma quali sono le difficoltà e chiedendo ai prefetti di poter intervenire. Un Certo, altro documento è stato fatto con Confartigianato regionale sempre, con le categorie di acconciatura estetica, anche qui preparato un documento con un protocollo ben chiaro, che sì, è già più di un mese che gira, devo premettere questo, un protocollo fatto non solo a livello veneto ma chiaramente su tutto il territorio nazionale. E comunque noi in questo caso l'abbiamo presentato alla Regione, dove chiediamo appunto, oltre ad avere questo protocollo che seguiremo scrupolosamente nel momento dell'apertura, abbiamo chiesto che intervenga la Regione anche sotto questo punto di vista qua, anche certo. se immagino che la Regione non possa alleggerire quello che è il decreto del ministro, del Della Presidente Presidenza del del Consiglio. Consiglio dei Ministri, certo, certo. Comunque, diceva all'inizio, dal punto di vista dell'adeguamento alle normative di sicurezza, voi siete pronti anche perché siete già abituati, in quanto appunto per le specificità della vostra categoria, ad avere pronte determinate misure. Sì, diciamo che noi siamo pronti perché sappiamo cosa vuol dire l'igiene, siamo tenuti e controllati dall'ULSS periodicamente, per cui sappiamo cosa fare anche a dire la verità, però non abbiamo indicazioni Non avete precise. Il problema, indicazioni? Certo. esatto, il problema è solo quello, basta che ci dicano quel tipo di mascherina, quel tipo di guanti, quel tipo di pulizia che dovete fare. E noi lo facciamo già, non ci preoccupa minimamente questo, davvero. E poi sarà da fare tutto su prenotazione, immagino, perché nel momento in cui vi daranno delle direttive potrà entrare una persona per volta, quindi Ma sì, anche qua diciamo che è che è già comunque un un po'... problema relativo, perché comunque ognuno di noi ormai ha imparato a lavorare su appuntamento. Certo, Diciamo che la persona, come prima, la cliente che si affacciava alla porta e diceva avete un buchino per me, sarà difficile che trovi il buchino per lei, certo. perché non sarà più così, sarà più serio, più rigoroso l'organizzazione, però comunque è quello da fare. Sai che se sei tu da solo, fai una persona, la fai accomodare, la sistemi per esempio col colore, intanto ne fai arrivare un'altra un quarto d'ora, mezz'ora dopo e fai un taglio per dire, nel frattempo hai pronta la prima e riesci a organizzarti così, ma questo
voglio dire, ognuno di noi lo sa. Il problema è, ecco, come dicevo prima, chi è più strutturato, che ha magari più dipendenti, allora diventa un po' più impegnativo organizzare per tutti, però in Ma generale. andando avanti così ci sarà il rischio che si perdano anche dei posti di lavoro, cioè che chi ha più dipendenti sia costretto a licenziare. Certo che sì, Eh, perché se metti siamo in quattro in un'attività o in sei, facciamo in un'attività, posso avere il 50% di clienti rispetto a prima, quindi per quanto io faccia turni, dovrei lavorare di notte per mantenere tutti i dipendenti, questo non può essere, insomma, e certo, quindi certo. sicuramente qualcuno resterà a casa. Io spero che sia una cosa che poi andrà a scemare, voglio essere anche positiva, insomma, propositiva Certo, in questo. certo. Il mio, non so, io sono sempre stata purtroppo anche ottimista, ma credo qualsiasi imprenditore è ottimista. Dico, boh, e vedo questa fase, vedo un passaggio finché a livello sanitario non avranno trovato delle soluzioni, chiaramente dovremo attenerci a tutte queste cose che abbiamo detto adesso, ma non credo che duri tutta la vita, insomma, Speriamo. non sarà, non sarà un mese, saranno tre, saranno sei, non lo so, non sono in grado sicuramente di dirlo, però sarà sicuramente poi tornerà tutto alla normalità, mi auguro. L'importante è che poi la gente possa avere la capacità di adesso di poter accedere alle nostre attività con la stessa frequenza, perché se mancano posti di lavoro manca tutto l'indotto, Manca, manca esatto, tutto mancano i soldi tutto e quello che sì. ruota attorno, Esatto, esattamente. esatto. Sì, perché forse anche l'attività di estetista, acconciatore, da più parti, è stata un pochino così, svalutata, se vogliamo dire, detto, non è un'attività essenziale, che fretta c'è di riaprire. D'accordo, non sarà un'attività essenziale come può esserlo andare a fare la spesa al supermercato, però dobbiamo ricordarci che dietro a queste attività ci sono persone, ci sono posti di lavoro, ci sono Sono soldi che famiglie. girano, ci sono famiglie, cioè ogni lavoro ha dietro di sé appunto. Sì, forse questo proprio è un demerito nostro, della nostra categoria. Sì, Io sono sempre stata convinta di questo, che abbiamo sempre saputo venderci anche un po' poco, no? Nel sì, senso sì. che veramente a volte diventiamo un sostegno sociale anche, no? Perché la Certo. gente che entra nei nostri saloni a volte arriva che è stanca, che è stufa, che ci racconta i suoi problemi, a volte fungiamo veramente da sostegno psicologico, quindi al di là di tutto, e poi abbiamo una preparazione e una formazione ormai notevole, insomma, per stare sul mercato gli ultimi anni, per fortuna, c'è stata la richiesta di più professionalità, di più preparazione, e quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Ha fatto crescere veramente tanto le nostre attività, le nostre aziende. Mhm. Forse non siamo riusciti a comunicarlo ancora Ok. molto bene questo. Sarà un'occasione, diciamo, uno dei pochi lati positivi, forse l'unico, di Sì, questa faccenda pazzesca che ci sta capitando, è proprio questo, il fatto di far sentire la nostra mancanza, di far capire qual è anche il nostro ruolo nell'ambito della società, insomma. ok. E quindi, al di là proprio di quello che diceva lei, del, del fatto di avere un'impresa, un mondo economico che ruota attorno. Certo, certo, Ruotato certo. poco non è vero, perché è un settore abbastanza importante, Infatti. e anche appunto ci sono delle famiglie dietro a tutto questo. Esatto, esatto. A È un- proposito di preparazione, professionalità e norme sempre più stringenti, corsi a cui avete dovuto partecipare, c'è il problema abusivismo che è un problema costante purtroppo, ma che in questo periodo in cui le realtà professionali sono rimaste chiuse, ha dilagato, è diventato ancora più, diciamo, è penetrato Importante, purtroppo. è diventato importante, davvero. Eravamo intorno al E lì sì il 15%. rischio anche sanitario diventa Diventa. molto Esatto. elevato. Sì, come dicevamo prima, il Sì, rischio sanitario diventa veramente forte, perché nel momento in cui questa persona, che sappiamo benissimo, le vediamo, ce lo raccontiamo, ma non succede nulla, girano tutto il giorno con una borsetta tranquillamente da una casa all'altra, e quindi tutto si può portare, anche un'influenza banale, voglio dire, te la sì, porti dietro certo, certo. qualsiasi virus, qualsiasi cosa, perché poi anche gli attrezzi come fanno ad essere sterilizzati, per dire, tra una cliente e l'altra? Non è possibile. E comunque sentivo proprio in questi giorni che siamo passati da un 15%
fisiologico, chiamiamolo Sì, così, sì. di abusivismo rispetto al regolare, a un 26 o un 27% e non credo che siano i dati proprio definitivi perché Ah, quindi raddoppiato non si può praticamente. sapere, sì, non si Questo può dato a sapere. livello nazionale o provinciale? Cioè, Questo a livello regionale. Io regionale. mi confronto principalmente con la regione perché poi a livello nazionale sono tutti altri ragionamenti da fare, situazioni diverse e tutto. E quindi a livello regionale il parametro più sicuro e Quindi più dal serio. 15 al 26-27 è Non è male. abbastanza impressionante. Mm. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Anche perché comunque viene fatto non solo da chi lo faceva prima senza qualifica, senza niente, ma purtroppo anche da chi l'azienda ce l'ha e che approfitta dell'occasione per fare questo lavoro. E questo diventa ancora più triste, insomma, se vogliamo. Certo, certo. E voi state pensando a qualche azione eclatante, diciamo, qualche protesta forte, anche se Ok. non è nella vostra natura, che siete abituati, insomma, a dialogare, a cercare sempre di arrivare ad un accordo senza troppi clamori. Vista la grave situazione, state pensando a qualcosa appunto di eclatante? Allora, eclatante direi anche di no, perché Mm? eclatante, insomma, lasciamolo fare a chi ha voglia di fare le guerre, no? Sì, sì. Ma di farci sentire abbiamo voglia, questo sì. Stiamo mettendo a punto adesso un flash mob, se sarà possibile, insomma, per i prossimi giorni, dove ognuno di noi farà un piccolo video, insomma, adesso stiamo cercando di organizzare appunto questa cosa, o tipo accendere le luci dell'attività del proprio Sì, negozio, tutti sì, assieme alla stessa ora dello stesso giorno, sì. o farci questo video, ho appena avuto notizie poco fa che sta partendo questa cosa, un video dove ognuno di noi si riprende con le chiavi del negozio in mano dicendo le consegniamo perché non possiamo più vivere così. Ecco, è Certo. simbolico chiaramente, però deve essere una cosa anche per vedere, secondo me questo testerà anche il livello di partecipazione dei colleghi, insomma ci farà capire quanto sentiamo questa cosa che ci è capitata e quanto siamo pronti ad affrontarla, insomma, Certo, perché certo. purtroppo tante volte, io dico specialmente nelle zone come le nostre, più miti, meno aggressive anche se vogliamo, no? Rispetto alla pianura o altre Sì, zone, sì, siamo più abituati a lavorare a testa bassa e a dire beh, beh, ma mi esatto, importa. esatto. Ecco, è ora di alzare la testa, è ora di fare qualcosa anche no, sicuramente di non violento, questo ci Beh, mancherebbe, ovvio, sì, non ci certo. pensiamo proprio, non ci pensiamo proprio, però di farci sentire, questo sì, Certo. dobbiamo urlare il nostro disappunto, insomma. E come diceva, è un'occasione anche per testare la coesione che c'è all'interno del comparto, appunto vedere la Esatto. partecipazione, perché le battaglie, tra virgolette, si vincono insieme, non da soli. Si aspetta sempre che sia il mio vicino a fare, no? Mm, E invece secondo me è importante proprio farci sentire, per far vedere che certo, siamo uniti, coesi, certo. come dice lei, e per far diventare più importante proprio questa protesta, per farci sentire, semplicemente. Ok, ok. Anche perché credo che se vogliamo fare un'analisi finale, insomma, Sì, di fronte alle non risposte del governo, anche di fronte a questo protocollo che abbiamo inviato, a tutta la nostra buona volontà, la disponibilità di fare qualsiasi cosa, non abbiamo trovato riscontro. Voglio dire anche questo, che sì, non vogliamo essere solo noi, e noi non come acconciatura estetica solo, ma come imprenditoria, come imprese, come certo, liberi professionisti, a pagare lo scotto di questa pandemia che è capitata, naturalmente, come dicevo prima, non a causa nostra, non l'abbiamo voluta, ma ci troviamo di fronte a una realtà che è questa. Il dipendente, per fortuna, il collaboratore ha il suo sostegno perché la mobilità, la cassa integrazione c'è, in qualche modo sono sistemati, hanno il loro stipendio. I nostri politici anche hanno il loro stipendio, senza voler fare polemiche, nessuno ha tolto niente a nessuno, ma quelli che ci rimettono veramente, lasciando stare il livello sanitario, ci rimettono veramente a livello economico, stanno portando il peso di questo fardello grandissimo, sono solo le imprese, certo. perché sono loro che pagano alla fine, perché non possono dirmi
ti metto 400 miliardi, metto la garanzia su 400 miliardi, mi fai indebitare? E io Mm. non voglio indebitarmi per una cosa che non ho commesso, che non ho fatto, che non ho voluto. Non voglio indebitarmi. Ecco, questo è il mio messaggio finale, e speriamo che veramente si riveda anche il governo, che riusciamo ad aprire almeno un po' prima, perché ormai siamo qui a pregare per i giorni, Certo, veramente. certo. E che appunto ci siano anche indicazioni chiare e non contraddittorie su poi Esattamente, la chiarezza prima di la tutto. chiarezza prima di E poi tutto. noi stiamo pronti, pieni di energia e pieni di voglia di mettere di nuovo le mani sui capelli. Non metto in dubbio, non metto in dubbio. Anche perché bisogna ricordare che poi la crisi economica genera crisi sociale e poi quando le Esattamente. cose rischiano veramente di involvere e di Il arrivare a dei problema livelli da cui poi non si può, è faticoso tornare indietro. Esatto, e io credo che se arriviamo a giugno, al primo di giugno, credo che andremo molto vicino a questa linea di confine, quindi è meglio che ci pensino bene molto prima e noi ce la mettiamo tutta anche a livello istituzionale con le associazioni di categoria, con i politici locali. Mm. Cerchiamo veramente di metterci il nostro impegno, la nostra volontà per fare in modo che questo non succeda, insomma. Ok, va bene. Allora poi ci aggiorneremo sicuramente nei prossimi giorni e nelle Guarda, prossime settimane. se ci sono novità, più che volentieri, spero che siano positive. Speriamo proprio, ve lo auguro. Lo auguro a tutti poi perché Assolutamente. se va bene un settore vanno bene anche tutti gli altri, insomma siamo tutti collegati, nessuno Assolutamente vive sì. in un mondo a parte, in un igloo a parte, sotto una bolla di vetro. Grazie Assolutamente. mille a Ivana Del Pizzol per la disponibilità, la Presidente Acconciatori Confartigianato Belluno, ricordiamo, nota imprenditrice del nostro territorio provinciale. Grazie ancora Ivana Del Pizzol e Grazie a buon voi. lavoro e in bocca al lupo per tutto. A Grazie a presto, tutti per grazie l'ascolto. mille. Grazie. Grazie, grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo appuntamento. Arrivederci, grazie.